Io volete favorire, perché nella pubblicità io invece la faccio perché, mamma mia, mamma mia, a Genovese, inizi a spezzare che a Genovese dici ma come, la Genovese prima del matrimonio? Sì, senza nessun problema, sì, iolo, si vive una volta sola e volevo condividere con voi questo momento di allegria, di felicità. Vi porto un attimo in giro perché chi non mi conosce, sono Valerio Fluido, da New York di solito, però se oggi sto qua, col mare, si vede Capri, si vede Nisida, e vi posso portare in giro, è perché sotto il commento, e la mia community già lo ha fatto di default, il commento è viva gli sposi, quindi io voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno scritto in queste ore, in questi giorni. Tra l'altro c'è la Champions durante il mio matrimonio. Come si fa? L'hanno messa però alle 6, ho scoperto questa novità, questa cosa. Vi porto sul terrazzino, che meraviglia. Che meraviglia assoluta. Ma ora parliamo di Rabiot, perché Rabiot lo metto nel titolo e devo chiedervi un paio di cose. Mamma mia. Quindi viva gli sposi nel commento. Io chiedo scusa che non sono riuscito a organizzare un mini raduno, una cosa, avrei voluto incontrarvi tutti. Ho incontrato qualcuno per strada e mi ha fatto piacere, però capirete, insomma, giorni prima del matrimonio dovevo fare il bravo e l'ho fatto, però riesco a farvi un video il giorno stesso, che più che un video è una riflessione. Questo discorso di Allegri mi ha un po' buttato giù, però voglio essere super chiarissimo per quello che per come andremo ad affrontare la stagione, perché molti amici mi hanno scritto, dicono io stacco, staccato da Zon, stacco tutto, non guardo niente, il Napoli non mi interessa più, Io non la affronterò così. Io anzi sono curiosissimo. Vieni Allegri, fammi cambiare idea, dimostrami col lavoro che non è vero, che tutte le analisi che sono state fatte, anche purtroppo da gente che io stimo, sono tutte sbagliate, hanno tutti guardato poco e male quello che hai fatto negli ultimi anni. E io sono pronto ad analizzarlo, però quello che non capisco è l'idea, cioè 5 milioni, ok? Quello che ci dicono, che adesso deve mettersi d'accordo per la buona uscita col Milan, non vuole più soldi. Cioè tu sei arrivato qui, sei arrivato fuori dalla Champions. E le notizie che ci fanno sapere in questi giorni è che lui è stato contattato prima, e il che è giustissimo, voglio sia chiaro. Conte aveva già detto prima, e quindi è giustissimo che De Laurentiis si cominci a muovere, a chiedere, a valutare, a sondare. Poi per quanto riguarda i tifosi del Milan magari non possono essere contenti se lui aveva già abboccato all'idea, perché come la chiudi una stagione se già sai che l'anno prossimo non sei tu a farti l'Europa League? Non è bello per loro. Però io ho sentito anche abbassamento degli ingaggi, dobbiamo ringiovanire la rosa, non si può sostenere quello che ti chiede Conte. Cazzo, la faccio Luca, cioè comunque 5 milioni all'anno, pare biennale più la solita opzione. Vabbè. Però poi le notizie che arrivano di mercato immediate sono Rabiot, perché Rabiot non si può muovere Allegri se non si muove il cavallo, il fantino col cavallo sotto, che già lo chiamano il cavallone a prescindere, i capelli, il modo in cui corre, eccetera, eccetera. Lui è anche, intendi di ippica, i cavalli, è inevitabile. E quindi adesso leggiamo oggi che Rabiot, il Napoli già lo aveva contattato quando era successa la muresca con Rowe, e già lo volevano portare al Napoli. Poi Rabiot ha detto aspetta un attimo, perché se vado da qualche parte vado con Allegri, vado al mio, quindi ha aspettato.
E quindi mi pare che Rabiot non voglia rimanere al Milan, senza Allegri come fa? Poi si è parlato di Vlahovic, unito a un'altra voce di mercato che vedrebbe Julian Alvarez, uno dei miei preferiti in assoluto, in uscita dall'Atletico verso il Barcellona. Poi l'Atletico si è pure divertita sui social: questa è la nostra offerta per la Yamal, questa è la nostra offerta per Rafinha. Quindi non lo so se quella cosa avverrà, ma subito è uscita che se esce Julian Alvarez loro sono interessati a Højlund. E visto che Højlund è stato uno di quelli che ha detto no, quando io sono venuto anche perché c'era Conte in panchina, a differenza di De Bruyne che era stato contattato e convinto prima della sicurezza di Conte, e De Bruyne l'ha detto chiaramente: no, io ho scelto Napoli perché Napoli mi permetteva di continuare a giocare a certi livelli, la Champions e tutto, Conte o non Conte non c'era differenza. Visto che Højlund invece ha detto questo, che anche per Conte, adesso senza Conte si divertiranno a smantellarci quelle che sono quelle poche certezze, perché Højlund via e subito nata Vlahovic, ma è proprio vero. Aspettiamo che esca di nuovo Chiesa. Io non lo so se lo metto nel titolo perché non è uscito ancora, ma uscirà 100%, ve lo metto nero su bianco. E la Chiesa, io che mi sposo, non mi devo sposare in Chiesa, non serve la Chiesa, perché sono già sposato in America e qui vengo a fare solo una celebrazione per coinvolgere la mia famiglia e fare conoscere tutti e mischiare due mondi, Napoli e New York, che sono per me, che rappresentano la mia vita, rappresentano i miei lavori anche, perché Napoli è l'identità che si lega alla squadra e che mi permette di parlarvi tutti i giorni con grande serenità e con grande calma, spero di poter continuare con grande calma, altrimenti no, perché io sono me stesso. E New York che rappresenta la musica, il sogno dove mi sono trasferito, e questa commistione la volevo anche vedere fattiva in una serata speciale. Quindi Rabiot, come si abbassano gli ingaggi? Come si abbassa l'età media se prendi Rabiot? Vlahovic ancora, ma Rabiot? L'altra notizia che è uscita è che Vergara verso il Tottenham. Ora siamo alle prime schermaglie, ok? Quante volte abbiamo letto di cose che poi non si sono fatte, che vengono buttate lì un po' per farci cliccare, un po' per farci commentare. Quante volte? Quindi non dobbiamo darci troppo peso. Però non mi piace l'andazzo di quello che ci stanno raccontando, perché era Pavlovic al Napoli interessa, Allegri ha chiesto Pavlovic, cioè quei pochi punti che sono andati bene, uscirà anche il nome di Bartesaghi, per dire, quei pochi punti che sono andati bene con il Milan ce li legheranno a doppio filo per la campagna, però non capirei se poi arriva Rabiot, se poi di nuovo così, come si abbassano gli ingaggi e come si abbassa l'età media. Ti levi un Vergara che è vivaio e che è giovane, che non ci siamo. Quindi la mia riflessione finale è questa e volevo essere chiaro. Allegri non mi piace, la Genovese sì, ma siamo tifosi della sì. Siamo tifosi delle nostre idee? No. Cerchiamo di essere coerenti? Sì. Nel senso che una mini analisi durante tutto il campionato lo abbiamo fatto. E mi è sembrato strano che in ballottaggio poi ci fossero nomi molto diversi tra loro. Italiano, il Bologna subito ha fatto, Il Bologna era pronto. Via italiano dentro tedesco, è una cosa che lui italiano è tedesco, invece è italiano, vabbè, si sono divertiti. Il Napoli aveva quell'altra idea, ma erano due idee completamente diverse, quindi solo questo che a me spaventa un pochino, la possibilità dell'improvvisazione. I pro e i contro, questo potrebbe essere un altro titolo, ma adesso io vado a braccio, perché come giocherà il Napoli di Allegri? Male. I pro e i contro di Allegri? Che Allegri potrebbe reggere le pressioni iniziali perché è abituato. Potrebbe, in teoria, mantenere il carro per l'ascesa per un campionato che magari non è diverso, ma dipende da come si inizia. Che il problema di Allegri è che inizia anche benino nelle ultime possibilità e poi si squaglia completamente nel finale.
quindi anche l'iniziare bene non è garanzia di, però l'esperienza, io vi ho sempre detto, se devo scegliere un allenatore lo preferisco con le spalle larghe per resistere in quello che è l'ambiente del Napoli. Il problema è che io vorrei che l'ambiente del Napoli crescesse, vorrei che la società fosse più in grado anche di scegliere un allenatore giovane, di difenderlo e di portare avanti un progetto con un'idea. Quello dovrebbe essere l'obiettivo, non essere sempre costretti a prendere l'allenatore che si carica tutto sulle spalle, perché si perdono energie se poi arrivano attacchi da tutte le parti. Io non voglio attaccare se non li vedo giocare, è chiaro, io attacco l'idea, non ho attaccato Allegri. Poi Allegri non mi piace anche per come ha comunicato, per come ci è andato contro per tante volte. Ci sono tantissimi contro che conoscete a memoria per quanto riguarda Allegri. Il pro è che in teoria dovrebbe essere in grado di reggere, però è veramente avvilente, la sua comunicazione è snervante, non mi stimola nulla. Non ci sarà granché da dire, io spero nelle analisi di potermi inventare qualcosa, di vedere cose che non avevo visto prima, perché poi quando guardo la mia squadra, io sulla mia squadra sono preparato e sono più attento e so dentro e fuori come stanno giocando, se stanno giocando, il perché stanno giocando, perché non stanno giocando. Quindi aspettiamo che esca la notizia di Chiesa. E con grande calma, se avete tempo, guardatevi la Champions League, perché se segna Kvara in finale di Champions è capace che vado live durante il mio matrimonio su calcio fluido e divorzio immediato, perché poi lei è divorzio, devo farlo proprio col telefono così senza farmi vedere. No, volevo semplicemente salutarvi, ringraziarvi, viva gli sposi, ci tengo. E poi non vi preoccupate che dopo tra qualche giorno ritorno operativo nello studio e faremo grandi approfondimenti di mercato a 360 gradi, non solo per quello che riguarda noi, anche perché se qualcuno vuole mollare, io lo capisco pure, io non mollerò perché è una ragione, cioè, quelle cose dove non puoi ragionare, no? La fede, se non ti piace la guardi lo stesso anche se non ti piace. Speriamo che ci piaccia. Da Napoli o Pozzuoli, Valerio Fluido è tutto. Un abbraccio e un bacio. E siate allegri per me, perché è una bella giornata. Poi per il Napoli vediamo.